Agita un coltello, lo brandisce e prima minaccia, poi colpisce un uomo e una donna che gli sono accanto. Sono le 18 di mercoledì, Corso del Popolo a Padova, nell'ora del rientro a casa di residenti e pendolari diretti verso la stazione. In due finiscono in ospedale con ferite leggere. Le indagini dei carabinieri permettono di rintracciare poche ore fa tutti gli attori di questo ennesimo episodio di criminalità. A brandire il coltello un 25enne tunisino residente a Padova con la moglie, che è la donna ritratta dalle immagini, immediatamente denunciato per lesioni personali aggravate. Il giovane fuggito, invece, è un minorenne tunisino che i militari hanno identificato ma non ancora rintracciato. Un episodio di violenza che riapre una ferita in città a cui poche ore fa l'amministrazione Giordani aveva dato una risposta con l'attivazione, con prefetto e questore, di un presidio fisso a ridosso di Corso del Popolo in piazza Gasparotto. È certamente un passo in avanti che recepisce una richiesta che da tanti anni noi facciamo come Lega e che parte dalla necessità di avere un presidio fisso delle forze dell'ordine e della polizia locale. Del resto non dimentichiamo che noi chiediamo e abbiamo chiesto la questura in stazione. Esasperati i residenti della zona, continua il consigliere Mosco. Continuano a chiederci aiuto i residenti che abitano in zona stazione, in Corso del Popolo, che hanno paura della loro incolumità, della propria e anche quella dei figli, così come anche le tante donne, come quella di ieri che ha rischiato di essere accoltellata, o come il turista che solo qualche settimana fa è stato preso a bottigliate passando dalla stazione in centro storico. Questa situazione per noi è insostenibile.